Eccoci qua, buonasera, ben trovati a Effetto Friuli Giovani, la seconda puntata di questa 8ª stagione insieme alla Consulta Provinciale degli Studenti per parlare di diversi temi. Oggi partiamo da un episodio che avvenne circa un anno fa, era il 13 marzo del 2013, quando al Soglio Pontificio venne eletto Papa Francesco. Papa Francesco, il primo Papa sudamericano, il primo a chiamarsi Francesco, e rivediamo proprio nelle immagini il momento in cui tutto il mondo conobbe appunto il nuovo Papa dopo gli 8 anni di pontificato di Benedetto XVI, un Papa di rottura o un Papa che ha, diciamo, rotto gli schemi solamente a livello comunicativo, mediatico, solamente ovviamente fra virgolette, perché già sarebbe un grande passo, un grande cambiamento. Se ne è parlato tanto, cercheremo di capirlo anche noi questa sera e anche di capire a che chiesa andiamo incontro, quale chiesa vorrebbero i giovani e soprattutto come la pensano su quelli che sono i temi principali di scontro fra le diverse opinioni, le diverse fazioni. Ecco, un termine che non mi piace tanto, ma questo rende un po' l'idea, perché su certe tematiche particolarmente importanti ovviamente poi lo scontro è acceso. Ne parliamo anche con i nostri ospiti. Intanto saluto i nostri due punti di riferimento di quest'anno, che sono il professor Nino Moro e il professor Francesco Cioli, che ci accompagnano anche in questa serata. Grazie per essere con noi. Saluto il professor Antonio Babbo, che fa pure parte di tutto questo progetto che stiamo vivendo assieme. Doni Zeri Dettina, grazie per essere venuto a trovarci, la vediamo su Telefriuli con la Parole de Domeni e questa sera mi fa piacere averla qua per parlare con i giovani. Siamo in attesa di avere con noi anche, lo ringraziamo già in anticipo perché arriverà direttamente proprio da Roma, dove era impegnato nelle sedute parlamentari, l'onorevole Gianluigi Gigli, che tra poco arriverà nei nostri studi, ma partirei, sta arrivando, quindi in diretta possiamo poi farlo entrare, poi anche verrà microfonato. Parto intanto con il professor Cioli. Papa Francesco, un Papa di rottura o in realtà dietro questa diciamo rivoluzione mediatica c'è altro? Ma io ritengo che questo Papa sia veramente una novità. Poi pensare se effettivamente sia stata una rottura quella voluta, diciamo così, che abbia messo a capo del Soglio Pontificio un Papa di questo genere, non si può proprio definire come rottura. In ogni caso il cambiamento è stato un cambiamento epocale e un cambiamento voluto da chi pensava, da chi voleva che la Chiesa dovesse in qualche modo cambiare e portare un messaggio nuovo. Un messaggio diverso da quello precedente, non meno autorevole, ma neanche meno scontato. Il messaggio era quello di, naturalmente lo sapete, anche i ragazzi ne hanno presa visione e hanno subito voluto bene a questo Papa, è quello di trovare una genuinità nuova, quello di trovare una semplicità che forse con il Papa precedente un po' era andata svanendo. Già Giovanni Paolo II era stato innovatore in questo, era stato geniale per certi motivi. Un'operazione di immagine in questo senso che la Chiesa ha voluto fare anche dopo lo scandalo Vatilix, eccetera, cioè c'era questo nell'intendimento della Chiesa? Certo, l'immagine della Chiesa è importante perché in un mondo che sta cambiando, un mondo così globale, la Chiesa ha bisogno di nuovi punti di riferimento e nuove attrattive e quindi è giusto che cambi come cambia anche il mondo. In un momento così difficile per il professor Babbo, invece, la Chiesa ha bisogno veramente di cambiare o ha bisogno invece delle sue certezze? E Papa Francesco si discosta poi tanto da quelle certezze sulle quali, per esempio, ha fondato il suo pontificato Papa Ratzinger? Io dico una cosa, più che la Chiesa è l'umanità che ha bisogno di certezze. Se pensiamo quanto l'umanità, l'uomo, ognuno di noi, sta cercando una direzione nella quale muoversi e ognuno è in una barca, ecco, insieme ad altri o da solo e sta andando, cercando di capire in che direzione andare, è chiaro che avere delle certezze, una luce certa, un faro, qualcosa che rimane fermo è assolutamente utile. Quindi ecco, la Chiesa è chiaro che si trasforma forse nel volto umano, nel modo di porsi, nella parte pastorale. Ma non è questo l'unico servizio che ci deve fare la Chiesa. La
la Chiesa credo che contemporaneamente debba essere madre e in quanto madre sapermi accogliere per i miei errori, accettare per le mie incoerenze, per le mie incostanze, ecco, cogliendo l'umano così com'è, come mia madre lo ha sempre accettato e così anche la Chiesa voglio che faccia questo. Ma contemporaneamente io desidero che la Chiesa abbia anche la capacità di essere maestra e quindi sapermi dire anche dove le cose non vanno o che non vanno secondo lei. Poi sarà la mia coscienza illuminata che mi farà accettare, ecco, determinate cose o mi farà pensare che comunque la mia direzione è ciò che voglio mantenere. Quindi ecco, la Chiesa ha questo duplice ruolo, forse Francesco in questo momento, ecco, i mass media in particolar modo, ma penso molti altri fedeli, ecco, vedono in lui soprattutto la parte pastorale, ecco, della madre, del padre che accoglie l'umano, ma di fatto sotto, ecco, non dimentichiamoci, ecco, che sotto c'è tutta la parte invece del maestro. Ecco, forse le chiedo, salutandolo di nuovo, l'abbiamo già annunciato prima, grazie intanto per averci raggiunto, al professor Gianluigi Giglia, l'onorevole, grazie, arrivato proprio direttamente da Roma. Dicevamo faccio un po' la stessa domanda anche a lei, ovvero la Chiesa, l'opinione diciamo comune o quella che va per la maggiore, soprattutto insomma nella gente comune, è che la Chiesa debba star dietro al mondo che cambia, ecco, debba rispondere al mondo che cambia. È dello stesso avviso anche lei in questo senso e non crede che forse l'immagine buona, innovatrice che ha trasmesso Papa Francesco gli faccia in questo momento chiedere troppo dalla gente, cioè quasi quando poi si è schierato per esempio nei casi di eutanasia, aborto, ribadendo invece la dottrina, il dogma, quasi tutti sono rimasti un po' spaesati perché si aspettavano magari chissà quali cambiamenti. Ma io credo che il compito della Chiesa e del Papa che ne è a capo, innanzitutto, sia quello di sempre, cioè rendere presente Gesù Cristo nel mondo di oggi. Continuare la presenza di Gesù Cristo nella storia, questo è il compito della Chiesa, nessun altro. Quindi portare l'annuncio di Gesù Cristo e portare la testimonianza della sua presenza. Quello che cambia sono le forme con cui rendere questo presente. E queste dipendono certamente anche dai tempi, dai luoghi, dalla capacità di ascolto e di colloquio con le persone. In questo senso la Chiesa è sempre nuova, nell'altro senso è sempre antica, nel senso che quello che deve proporre e riproporre è sempre e soltanto una persona andando dietro alla quale con tutti i nostri peccati c'è la possibilità della salvezza, c'è la possibilità della gioia, c'è la possibilità della felicità, in questa vita innanzitutto e possibilmente anche in quella presso. Ma concretamente ci saranno delle cose che potranno cambiare o no? Cioè ci sono delle, così ipoteticamente, lasciando perdere poi il papato di Papa Francesco, di Papa Bergoglio, mi spiego, è possibile che su alcune cose la Chiesa in futuro cambi, ragioni, interpreti il messaggio che diceva lei di Cristo in un altro modo? No, non credo interpreti il messaggio in un altro modo, possa presentarlo in un modo diverso. Cioè il comandamento del non uccidere non è che se l'ha inventato Benedetto XVI piuttosto che Pio XII, piuttosto che qualcun altro prima. Quello è, dice. Quello è, e allora quello resta anche. E io credo che, ecco, che su alcune cose la luna di miele sia già finita. Se pensa all'attacco che c'è stato ieri sì, da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la dice tutta in questo senso. Allora il compito dei cristiani è certamente quello di essere anche il sale della terra. E per essere il sale della terra bisogna sapere che un po' di friccico, di sapore, bisogna metterselo sopra la minestra. Avere la propria personalità, insomma, e mantenerla, ecco, in questo senso. È finita già la luna di miele anche secondo Dorothea? Secondo me no. Secondo me qualcosa dovrà cambiare la Chiesa. In cosa, per esempio? Ecco, facciamo l'esempio proprio del non uccidere. Come mai nel catechismo della Chiesa universale c'è la guerra giusta o la guerra preventiva? Non abbiamo ancora recepito tutto il Vangelo neanche come Chiesa. Perché di fronte
all'aborto si è chiarissimi, ed è giusto, non uccidere vale, e perché di là, di fronte al potere di questo mondo, non si è così chiari. Ecco, perché questo? Bisogna che la Chiesa diventi ancora più evangelica, perché il Vangelo contesta anche la Chiesa. Non è che ha raggiunta tutta la verità del Vangelo la Chiesa, la sta cercando ancora. Papa Francesco ha fatto un passo in questa direzione, secondo lei o no? Aspettiamo. Non ha ancora visto, quando si parla di tutta questa innovazione di Papa Francesco, è d'accordo o la fa quasi in un certo senso sorridere perché dice quel messaggio lo conosco, in realtà lo portiamo avanti noi ogni giorno nel nostro operato, parlo dei parroci. Beh, lui ha un linguaggio molto molto pastorale, basti leggere la Evangelii Gaudium, no? È bellissima, è meravigliosa per me sacerdote, è un uomo che si mette accanto a tutti gli uomini proprio, no? Sempre, attenzione, andando dietro a Cristo. Perché io ho una paura con questa mania, sono tutti che mi chiedono cosa pensi del Papa Francesco e tutti sono contenti di lui. Ma attenzione! Io sono contentissimo, ma dobbiamo arrivare a Cristo mediante Lui, non possiamo fermarci a un idolo, perché noi consideriamo tante volte la Chiesa come un idolo, il vitello d'oro che il popolo si è costruito, mentre lassù Mosè in mezzo ai tuoni e ai lampi era come un Dio che loro non vedevano, non conoscevano. Allora hanno costruito qualcosa di poter vedere, palpare proprio, no? A noi va bene una Chiesa, abbiamo parlato di Chiesa fino adesso senza comprendere tutti noi. Attenzione, la Chiesa, leggete l'Evangelii Gaudium, la Chiesa siamo tutti continuamente. Parla sempre del popolo di Dio in quel documento. Parla continuamente sempre del popolo di Dio. Lo chiedo a lei, ma lo chiederò poi soprattutto ai ragazzi. Questo Papa, secondo lei, avvicina nuove persone alla fede, alla Chiesa cattolica o no? Io credo, o lo fa in modo superficiale? Io credo di sì, ma il fatto che si avvicinino al Papa e basta per me non è sufficiente, quello stavo dicendo. Nino Moro, abbiamo fatto una prima analisi, puoi dire fare un bilancio di un anno di pontificato, sembra insomma troppo ambizioso, diciamo un giudizio personale, ecco. È difficile dire male perché lo stile è buono, difficile dire male perché una parola che è stata usata è la parola secondo me fondamentale, misericordia al centro. Ecco, poi in un anno cosa è cambiato? Niente. Cosa cambierà? Io ho paura poco. Su quali questioni? La questione, il centro non è l'uomo ma è il creato. Altra questione, la misericordia nei confronti delle coppie, diremmo così, che vogliono risposarsi perché il primo matrimonio ha oggettivamente prodotto dei problemi. Il problema, stando a una questione clericale del matrimonio libero, naturalmente, volontario, di chi vuole fare il sacerdote o è chiamato a farlo. E questioni poi spinose, molto spinose, non sono solo queste. Lo IOR. Io mi sono informato un momentino, ma Cavalieri di Colombo, Opus Dei, Cavalieri di Malta, sono questi, le nomine vengono fatte a questo livello, ma io non darò più una lira, no? Se i fedeli fossero portati a conoscenza, sì, c'è stata la parola del Papa, San Pietro non aveva una banca, ma cambierà questa cosa qua? Dubito. Poi c'è la questione spinosa dell'altro giorno, sì,
hanno dato I minori, segnale. ecco, facciamo riferimento perché non l'abbiamo poi citato Gli ultimi bene, due papi l'ONU hanno che ha dato qualche segnale, ma attaccato sulla timidissimo. Il cardinale cos'era, di Boston è stato rimosso, l'hanno lasciato andare in pensione così, alla buona. Il cardinale di Vienna, Groer, a suo tempo, insomma, l'hanno messo per star buono in un monastero. Ma che cosa è cambiato? Non c'è stato, insomma, sul lato pratico qualche un segnale. seguito. Su quel problema lì l'autorità civile dovrebbe intervenire, punto e basta. Perché altre cose? Su questo dubbio e su questo invito, richiamo di Nino Moro andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo per dare il via proprio alla discussione e incontro opinioni dei ragazzi, soprattutto con quelle. A tra poco. Eccoci qua, bentrovati, già stavamo parlando un po' nella pubblicità, si parla di Chiesa, delle sfide, di quanto effettivamente Papa Francesco abbia cambiato, abbia rispettato le promesse, quelle che tutti, forse non quelle che lui ha fatto, ma quelle che tutti quanti si sono fatti nella mente, vedendo un'innovazione così importante nel modo di fare, nel modo di porsi, nel modo di parlare. Sofia si riferiva un po' all'intervento di Moro che aveva chiuso la prima parte. Volevo solo, agganciarmi un po' in generale alle opinioni che erano state espresse da tutti gli ospiti. Secondo me, in ogni caso, la figura del Papa, che è la figura chiave della Chiesa Cattolica, come tutti sappiamo, certamente deve fungere da figura, chiave, figura appunto di maestro, e quindi deve guidare alla fine i fedeli. Il grave problema, secondo me, che spesse volte viene equivocato, viene portato anche come motivo di insofferenza o più di perplessità, è appunto quello che diceva il professor Moro, quindi gli scandali che comunque si sono ripercossi, come sappiamo purtroppo, sulla Chiesa, anche in riferimento all'episodio di ieri. Il problema, secondo me, è che spesso non si capisce quanto in realtà forse alla Chiesa viene, si fa più pressione per il semplice fatto che in quanto Chiesa dovrebbe dare un modello, ma in fondo si tratta di uomini. Si tratta di categorie di uomini. All'interno della stessa classe politica ci sono politici che fanno meglio il loro lavoro e politici che invece sono assolutamente di livello inferiore, che non possono competere. Il problema è appunto questo. Cioè siamo troppo severi con la Chiesa, in un certo senso. Sì, non ammettiamo sbagli. Non si ammette sbagli perché chiaramente è un modello da seguire e chiaramente fa molto più scandalo, fa molta più rabbia forse. Tu stessa però ti senti colpita da queste cose? Cioè fa rabbia anche a te? Sono cose che ti allontanano, ti avvicinano? Poi secondo non so me quale sia la tua idea personale. No, devono essere certamente spunti di riflessione, però per me è ammissibile che ci sia un errore, in questo caso è un errore di portata grande, però bisogna riconoscere che non dico che può capitare, non può capitare, sono non uomini. deve capitare, però forse appunto proprio perché si tratta di Chiesa alcune volte la pressione anche mediatica è molto più forte, questo. Mentre si parlano altri interventi, lo chiedo allora a Don Rizzieri, è vero, si sente così, a lei stesso come uomo, prima di tutto, fanno male questi scandali e il dito puntato? Partiamo per esempio dalle accuse, dall'attacco dell'ONU alla Chiesa, cosa ne pensa? Quello sui gay? Sui pedofili, sulla pedofilia. Non ho seguito. Beh, c'è stato comunque questo attacco abbastanza duro da parte dell'ONU dicendo si arrivi ad una conclusione, insomma si intervenga veramente, la Chiesa faccia pulizia in un certo senso, cioè ha accusato un po' la Chiesa di non essere intervenuta veramente in profondità su questo problema, ma mi riferisco non solo a questo, per esempio quello che diceva Moro prima, lo IOR, tanti sono i problemi di cui Però si parla. intendiamo sempre la Chiesa, sempre la spice, no? Quindi quello che diceva Sofia un po' la trovava d'accordo quando parlava di uomini alla fine. Scusate ragazzi, la Chiesa è la vostra comunità cristiana dove vivete, la Chiesa, quella reale. Poi c'è anche quella lì
E la gerarchia, c'è San Bonaventura che lo dice, non io, c'è una gerarchia istituzionale dove c'è il Papa, il Vescovo, i Vescovi e c'è una gerarchia per ognuno di noi spirituale. Può darsi che una vostra nonna, come per il Papa, ha preso la fede dalla nonna paterna, no? Può darsi che una vostra nonna sia il vostro Papa. Ci siamo. Va bene, possiamo anche perderci a dire della Chiesa quello che ha detto, perché è vero dopo tutto, ma attenzione, la Chiesa è la tabella per venire qui dove siamo, a Tavagnacco qui, ecco, c'è scritto Tavagnacco. Se tu ti fermi nella tabella a vedere che è arrugginita, che gli manca una lettera, che hai sbandite per via, che sono andati a sbattere, no? Se tu ti fermi lì, non sei mica a Tavagnacco, sei nel segno che ti indicava il paese di Tavagnacco. Ora, la Chiesa è quel segno lì, arrugginito, eccetera. Possiamo anche parlare delle sue rogne, per l'amor di Dio, ma l'importante è che ti indichi la strada per arrivare a Cristo, lo diceva lui e secondo me ha centrato. Ecco, questo mi pare. Costantin? Io volevo rispondere a lei perché lei ha detto che noi viviamo nella comunità della Chiesa, che la Chiesa è la nostra comunità, ma noi non abbiamo scelto di vivere in questa comunità e comunque di far parte proprio della Chiesa cattolica, ad esempio. Sì, beh, lui si riferiva ovviamente in generale poi a chi ha questa fede. Cioè, il mio problema è il fatto che comunque i bambini vengono totalmente influenzati dai genitori, dalla Chiesa in generale, fin da quando sono piccoli, e quando sono già cresciuti comunque sono già influenzati, hanno poca scelta. Posso chiederti invece tu in che contesto, diciamo, religioso sei cresciuto? Cioè ti è stata La mia religione di nascita è cristiano ortodosso. Ok. Però poi evolvendo io non l'ho... Questo è dell'ambiente, del background della tua famiglia, esatto. Ecco, diciamo. Però tu in te stesso, sì, mi sono permessa di chiederti anche per capire sì. poi, insomma, nonostante i miei genitori sia. comunque sono praticanti, okay. Io non lo sono. Cioè, ecco, diciamo, per te, già al di là poi che sia chiesa cattolica, ortodossa, insomma, il bambino non dovrebbe essere influenzato in generale. No, dovrebbe venirgli spiegato il tutto, ma lui dovrebbe fare la sua scelta una volta grande. Si può fare? Fa la scelta una volta, anche il cristiano. Per fare la scelta però, se io devo scegliere un paio di scarpe, devo essere davanti alla vetrina delle scarpe. Non posso non influenzare religiosamente il ragazzo perché domani scelga. Se tu rifiuti la religione dei tuoi genitori, fai una scelta perché conosci la religione dei genitori. Ci capiamo? Infatti, da quando sei piccolo non c'è questa vetrina, c'è solo quello. Sì, lui dice conosci quella, la rifiuti, però non è che hai davanti tutte le diverse religioni o le diverse dottrine. Vado impostato in un altro modo questa risposta. Io quando ho qualcosa di grande per me dentro, è quello di solito che voglio comunicare ai miei figli, in tutti gli ambiti. Se reputo che una cosa sia bella, sia grande, sia positiva, per me innanzitutto, questa è quella che io cerco di dare ai miei figli. Poi magari mi mandano a quel paese, ma non è questo il problema. Il dato di partenza è che non esiste un'educazione neutra, esiste un'educazione attorno a valori, contenuti che uno si porta dentro e che cerca di trasmettere a chi gli sta accanto. In linea proprio, Costantino, in linea con quello che diceva adesso, tu prova a pensare, il cristianesimo, ma qualsiasi altra religione, non è un'idea, è un'esperienza. E come faccio io a giudicare un'esperienza? Solo vivendola. Uno che me la propone, la vive insieme a me. È chiaro che è necessario intanto che la famiglia che ti dà la vita ti dia anche una direzione nel quale spenderla. E la religione è questa, qualsiasi religione. Qui abbiamo ragazzi, fortunatamente, di molte religioni. Io trovo bello che invece mio padre e mia madre mi abbiano dato un nome, ma mi abbiano dato una storia,
Io non ho scelto neanche la regione dove sono nato, non ho scelto la lingua, non ho scelto un mucchio di cose, non ho scelto neanche la religione, ma che loro abbiano creduto che questa cosa facesse di me un uomo più felice. Dopodiché però arrivo ai 16, 17 anni, 40 anni, mi guardo attorno, ecco, io credo che sia un grande dono che la religione che io sia immerso in quella religione, solo in questo modo sarò libero di uscirne, ma se non ho fatto esperienza, forse è come andare a vedere sul catalogo, ma sì, questo... poi era molto importante anche il discorso per l'educazione che non può essere neutra quasi forse assolutamente, per perché... no? Prego, non so se c'è da Aurora prima, prego. No, parla lui. Io volevo intervenire in appoggio del mio amico Costantin. Fai bene. Allora, partendo dal presupposto che comunque, come ha detto lei, professor Babbo, ognuno vive la sua esperienza a modo suo, però dal momento in cui ti danno un libro e c'è scritto, certo è interpretabile come vuoi, puoi giudicarlo come vuoi, però tu devi vivere quell'esperienza. Però alla fine siamo un gruppo eterogeneo di persone, ognuno la pensa come vuole e secondo me la spiritualità è... la concezione dell'ultraterreno è la parte più intima di ognuno di noi, quindi penso che ognuno abbia diritto di abbracciare quello che vuole e raggiungerlo da solo, ma perché deve seguire per forza un libro o per forza quello che dice qualcuno? Comunque, come ha detto lei, l'educazione non può essere imparziale, neutrale per forza, quindi c'è comunque un direzionamento impostato, c'è comunque un influenzare della persona che alla fine non è corretto, secondo me. È una Ma da parte di chi secondo te? Cioè da parte dei genitori o c'è un sistema proprio secondo te che impone? C'è un sistema, per esempio basta vedere l'educazione imposta, l'educazione cattolica, l'ora di religione cattolica imposta, adesso è cambiato totalmente il modo di fare religione, però già una volta c'era religione cattolica, un'ora a settimana, lo facevi a scuola dopo i patti lateranensi, c'è tutto... Tutta la storia che adesso non ripercorriamo, sì, non sto però dici... E secondo me non è totalmente corretto questo sistema di influenzaggio, alla fine tutto quanto influenza, anche quello che vediamo. Noi genitori viviamo in Italia e comunque è permeato di certe... vengono trasmesse comunque certe cose. Basti vedere che buona parte dei cattolici sono battezzati dal momento in cui nascono. Quanti di voi hanno deciso di essere battezzati, tutto sommato? Però c'è anche un sacramento, quello della confermazione, che proprio vuol dire confermo quello che mi hanno inizialmente dato i miei genitori. Cioè l'obiettivo da un lato è quello. Ma c'è un input iniziale, c'è una traccia che ti dice tu adesso sarai cristiano? Sì. No, secondo me, allora, per quanto riguarda la questione del battesimo è chiaro, non puoi scegliere tu di essere battezzato, però concordo con quello che dicevano gli ospiti prima, se tu non hai la possibilità di scegliere e non sai a che cosa vai incontro, come puoi scegliere? È chiaro che poi tu deciderai di abbracciare o meno una religione, di abbracciarne un'altra, di cambiare, di sbagliare, però non puoi farlo se non sai... Cioè non sai dove andare. Ti bruci un po' le dita, ma lo fai da solo. Sì. Ma in che senso? Devi comunque però affidarti a qualcosa, cioè nel momento in cui tu vuoi scegliere, ti faccio una domanda, per esempio tu dici voglio conoscere tutte le religioni, comunque ci sarà qualcuno che te le comunica e te le trasmette. Certo, però c'è questo sistema appunto indetto in parte dallo Stato, in parte dalla Chiesa, che alla fine è diventata una vera e propria istituzione, quindi... Troppo permeante, insomma, ecco, in questo senso. Vi chiedo di aspettare solo un attimo, pubblicità, torniamo tra pochissimo. Bentrovati a Effetto Friuli Giovani, ancora sensazioni qua dagli spalti? Sì, io volevo dire che sono un po' d'accordo con certe opinioni, ma penso anche che la famiglia, è vero, ti dia una direzione, perché ovviamente da dove prende determinate informazioni o comunque anche il tuo percorso di crescita lo trovi nell'educazione e nel percorso del vivere con la tua famiglia. Poi quando arrivi a una certa età e quando vedi soprattutto determinate cose e cerchi di capire e le vivi, trovi la tua strada, scegli di avere una tua opinione e un tuo percorso, che può essere quella di essere praticante, di andare alla messa, di non andare, di credere magari in un altro Dio o in qualcos'altro. Però io anche ammetto che sono credente, molto credente in Dio, ma non credo nella Chiesa, cioè diffido della Chiesa. Però con l'arrivo del nuovo Papa sono molto d'accordo con
col fatto che bisogna stare attenti dal Papa divo, quindi chi gli va dietro, perché adesso fa notizia, perché moda quasi, esatto, perché adesso è una nuova immagine e non siamo stati abituati a vedere un Papa, comunque una figura che secondo me il Papa è la figura del Dio in questo momento, cioè nella terra, che noi vediamo, che possiamo toccarlo e possiamo sentirlo, quindi rappresenta la nostra fede. Però penso anche che c'era bisogno di un Papa così, finalmente. Io sono molto contenta, da non credente della Chiesa, quindi che diffido, che non credo, come avevo detto le altre volte, per me la Chiesa dovrebbe essere una camera bianca con persone che ci credono realmente. È inutile mettere tanto oro, fare affreschi, mettere sedie belle, riunire... Quello che diceva Mauro prima, scusami se ti interrompo, sì. Cioè tutto bello, ma in realtà poi non ho visto il grande cambiamento su queste cose proprio che dici tu, delle cose materiali per esempio. Beh, il cambiamento c'è stato, penso dal primo momento che il Papa non abbia tenuto la croce d'oro e invece è andato su materiali comunque meno costosi e normali per gente modesta. Il cambiamento è stato anche la chiamata dall'Italia al suo amato amico che gli ha fatto le scarpe, gli ha detto: mi si sono rotte le scarpe, rifamele un paio nuove. Invece chi l'avrebbe fatto? Gli altri papa erano tutti dai piedi alla testa oro, erano bei vestiti, erano sempre presentabili al massimo. Invece questo Papa scende in piazza con la pioggia e abbraccia tutti, mai visto una cosa occhio però del che genere. l'immagine è molto, io adesso non giudico Papa Francesco, ma l'immagine è molto, l'immagine ci sono gesti, però la Chiesa è grande, cioè ci sono tante problematiche, ci sono tante cose. Purtroppo abbiamo tanti esempi brutti nella Chiesa, forse anche questo forse anche per questo io diffido, come tanti altri giovani che si allontanano dalla Chiesa, dall'istituzione esatto. in quanto tale. Però penso che con questo Papa c'è stata una grande pulizia di immagine della Chiesa, nonostante ci siano al momento tanti esempi negativi. E inoltre volevo anche dire una cosa, che è vero che noi scegliamo il percorso nostro, diciamo, però è anche vero che la nostra società ci influenza moltissimo al giorno d'oggi e noi giovani siamo molto influenzabili dalle pubblicità, dalla televisione, dalla critica, e quindi andiamo molto anche dietro alle mode e tanto altro. Però bisogna fare un attimo attenzione. Cos'è la fede per noi? Perché ognuno di noi ha la fede dentro. Io, anche se non ho una croce enorme, magari ce l'ho dentro. Non ho bisogno di sacrificarlo, di dirlo a tutti che ci credo, di andare in chiesa la domenica, perché se bestemmo tutto il giorno non ha senso andare la domenica in chiesa. Sì, però anche è vero che uno potrebbe dirti, se credi comunque in un certo insegnamento e questo insegnamento ha trasmesso, diciamo, anche delle regole, una disciplina, o un incontro, non è una disciplina, è semplicemente un incontro, potrebbe dirti dovresti accettarla in toto. E io perché devo credere a quell'immagine dentro la chiesa quando vengono diciamo fatti degli atti a delle ragazze della mia età, o forse più quello piccole? Che vorrei chiederti concretamente è, per farti cambiare, per avere fiducia nella Chiesa, così parliamo anche proprio del futuro, cosa, abbiamo capito, la ricchezza, una Chiesa più povera, ma cosa ti aspetti, insomma, di cambiamenti concreti? Purezza, valori. Purezza e valori, penso, i valori che abbiamo avuto, che avevamo una volta. Appunto io ritrovo queste immagini anche nel nuovo Papa, per quello io mi avvicino alla Chiesa di nuovo in un determinato senso, e penso anche che molti giovani come me si stanno avvicinando poco a poco, non per la figura, perché questo Papa fa notizia, ma perché questo Papa è realmente così. Guardiamo tutti i cambiamenti che vuole fare nella Chiesa e che ha cominciato lui stesso per primo. Non li indica ai preti, alle suore, lui dice: io sto facendo questo, mi volete seguire? Benissimo. Lui prende, scende in piazza davanti a tutti, in mezzo alla pioggia, bacia un ragazzino piccolo, mai visto una scena del genere, la scena delle scarpe. Cioè, comunque sono cose molto questo umili. è chiaro. Chi c'era ancora che voleva intervenire? Intanto il benvenuto lo conosciamo questa sera al professor Luca Martini, che è anche parte di questo progetto. Sì, non sono uno studente ripetente. fuori corso. Fuori corso. Ma allora io, allacciandomi a quello che è stato detto fino ad ora, sicuramente in questo modo di approcciarsi da parte di Papa Francesco c'è tanta comunicazione, tanto studio, credo che nulla venga lasciato al caso in questo senso, però credo anche che evidentemente la Chiesa abbia sentito l'esigenza di cambiare questa forma di comunicazione, e in questo caso credo che la forma possa essere anche ritenuta sostanza. Non sono cose da poco.
In merito a quello che diceva prima il professor Moro, io non condivido e non sottovaluterei l'incoerenza che c'è tra la Chiesa intesa come comunità. Prima si parlava, non guardiamo solo lo IOR, non guardiamo soltanto il vertice, guardiamo la Chiesa come quotidianità, no? Come comunità. Però temo che i ragazzi non perdonino un totale sfasamento tra quello che è il vertice e quella che è la base, se poi il messaggio è lo stesso e comunque la comunità è lo stesso. Io personalmente penso che Papa Francesco sia la più grande trovata mediatica della Chiesa Cattolica, un po' come l'acquisto di David Beckham al Milan, cioè niente di diverso. Ratzinger ha buttato un po' ha portato una cattiva immagine nella Chiesa, poi con le ultime notizie riscoperte sul suo pseudonazismo, eccetera, filonazismo dell'infanzia, sì. Comunque alla Poi fine un po' è stato buttata lì così, esatto, nel senso ma in maniera superficiale, ma per non divagare. Anzi, diciamo che Ratzinger ha inaugurato, se andiamo a vedere poi, per far capire quanto poi l'immagine, la comunicazione conti, magari un tedesco meno simpatico di un sudamericano, però ha inaugurato un po' la stagione della severità su certe cose, credo almeno, poi parlo un po' da ignorante, ma... Quello indubbiamente, però alla fine Papa Bergoglio si è presentato come un conservatore, però appena arrivato al potere, è diventato il più grande rivoluzionario della Chiesa Cattolica, perché ad esempio un conservatore non approverebbe i divorzi, un conservatore non approverebbe tutte le cose Ma che li sta approva i Bergoglio. divorzi? Cioè, poi vorrei anche chiedere poi anche qual è il cuore, anche grazie ai nostri ospiti, dell'idea, del portato proprio... Di innovare la Chiesa, perché così com'era non attirava fedeli, mettiamola così. Parliamo dei proprio a temi livello caldi, pubblicitario. divorzio, aborto, eccetera. Cosa pensi che voglia fare Papa Francesco e cosa vorresti che facesse? Allora andiamo sul concreto. Io non so cosa voglia fare Papa Francesco. No, cosa hai perché non percepito, so. visto che dicevi l'apertura sui divorzi, eccetera, cosa hai percepito da lui? Secondo me lui vuole allentare la presa dicendo la gente ha bisogno di divorziare perché la società si è evoluta in un certo modo, ha bisogno di abortire perché la società si è evoluta in un certo modo, la sessualità non è più vista come una volta, la famiglia non è più vista come una volta. Quindi alla fine ha accettato dei compromessi. Poi tra l'altro in Argentina c'è il più alto numero di cattolici al mondo, quindi prendere un papa argentino è stato un po' un modo per avvicinare un alto numero di fedeli, per riavvicinarli e riabbracciare Ma ti ha ulteriormente convinto o la no loro questa operazione religione. di marketing, a te personalmente, se la chiamiamo così? Io parlando io reduce di famiglia agnostica e personalmente ateo, no, non mi interessa non ti ha convinto, minimamente. Lo guardi da osservatore esterno? Lo guardo ecco, con non ti molta ha- diffidenza, ecco, Ok. perché alla fine... No, perché non mi era chiaro il discorso. Se posso su questo, anch'io sulle prime ero partito piuttosto così prevenuto, comunque con un occhio particolarmente attento, no? Attento a vedere quanto possa esserci di marketing, se posso usare questo termine, e quanto invece di sostanza proprio. Allora sono andato a vedere un po' l'esperienza di Bergoglio prima di essere eletto Papa. E quando prima parlavo di coerenza, questo proprio intendevo, perché andando a vedere un po' le notizie che lo riguardavano prima di essere eletto al soglio pontificio, effettivamente questo suo modo di porsi a me risulta coerente, proprio perché partendo dalle cose più sciocche, come può essere ad esempio il muoversi in metropolitana, il tirare le orecchie ad altri parroci perché si rifiutavano di avvicinarsi agli ultimi. Ecco, io questo l'ho notato. E penso che effettivamente emerga una cosa del genere. L'andare a visitare i malati di AIDS, e questo farlo ci credo, perché l'ha fatto ben prima poi di balzare agli onori della cronaca e di avere tutti i riflettori questo puntati è vero, contro. comunque c'è. Però abbiamo sollevato anche con l'intervento di Herald di prima, alcune problematiche relative a cosa effettivamente invece voglia cambiare, o quali siano i punti fermi anche di Papa Bergoglio. Entreremo in questi temi caldi, so che ci saranno alcuni interventi dopo la pubblicità, tra poco.
Eccoci qua, bentrovati. Siamo partiti da Papa Francesco per parlare di l'esperienza della fede a livello personale, per spaziare insomma non solamente a quello che è stato il messaggio di questo Papa. Qua dietro per esempio però invece partivamo proprio direttamente da Papa Bergoglio, quello che ha comunicato. E secondo me adesso il Papa che c'è adesso, Papa Bergoglio, è un Papa che secondo me in questo momento di crisi, di chiamiamola bufera, di problematiche che sono veramente abbastanza gravi, io credo che in base alle persone che stanno davanti, qualsiasi tipo di persone, senza differenza d'età, senza differenza di orientamento religioso, possiamo dire così, riesca a farli sentire proprio agio e a fargli vedere magari un briciolo di speranza, a fargli creare delle aspettative, insomma a far sentire proprio veramente a proprio agio qualsiasi tipo di persona che si trova davanti, semplicemente questo. E ti è piaciuto? Invece so che tu avevi la tua esperienza da raccontare meglio quello che si diceva prima, io volevo tornare in battesimo, merito eccetera, no? al discorso di prima, in quanto la religione veniva imposta ai bambini, ai neonati. Ecco, io devo dire che io non sono battezzato perché i miei genitori hanno deciso di non impormi la legge, cioè di non impormi la religione e di farmela scegliere a me stesso una volta adulto. E quindi io apprezzo la decisione dei miei genitori, perché sì, non mi hanno obbligato, tu devi seguire questa religione perché questo dice questo. Mi hanno detto tu fai quello che vuoi, tu sei la tua persona e segui il tuo destino. Quindi io personalmente non credo in Dio, quindi è una mia scelta. Certo, hai apprezzato e secondo te Però è stata la scelta giusta, sì. ognuno ha le sue opinioni, in quanto sì, uno può obbligare o meno la religione e basta. Posso chiederti solo Sì. per capire, i tuoi genitori sono credenti oppure no? Ma mia madre un po', mio padre non tanto, quindi sì. No, chiaro, solo per capire com'è il sostrato. Qua? No, volevo semplicemente dire che secondo me siamo in un periodo di scelte e in questo caso abbiamo, come diceva prima il Signore, sia un idolo che secondo me è anche un maestro, perché Papa Francesco si è presentato già con un nome che è molto semplice, infatti rievoca i modi di essere e di fare di Francesco d'Assisi e giustamente vuole una chiesa povera, una chiesa che ama le persone e insomma lui è un insegnamento, cioè ci guida. Un esempio, un dici? esempio, esatto, perché lui comunque ci guida verso Cristo. Infatti lui, se noi ci informiamo, se noi riusciamo a capire quello che lui dice, riusciamo a comprendere anche che lui ci porta verso Cristo. Lui spesso, basta sentire le domeniche che lui parla, come diceva prima il Signore, i libri, e dice anche, almeno a me è arrivato questo messaggio, ama il tuo prossimo come te stesso. Lui ci dà degli input, ci guida e questo è un insegnamento. Poi siamo appunto in un periodo di scelte e quindi possiamo decidere se seguire questa religione, questo Papa che può essere o idolo o una persona che puoi ascoltarla e basta. Quindi, ecco, in ogni caso arriva, ecco questo volevi dire tu, c'è una messaggio- persona che arriva e che fa sentire la voce in modo chiaro anche e comprensibile ai Esatto. giovani, gli permette anche di capire poi se sia un messaggio che va loro bene o no, diciamo. Prego. Vorrei ricollegarmi al discorso sul cambiamento della Chiesa e secondo la mia opinione è un rinnovamento necessario perché la filosofia cristiana, la religione cristiana è una fides quaerens intellectum e quindi è una fede che ricerca al suo interno la ragione. Quindi implica anche un processo filosofico. Un cambiamento, a non applicare un cambiamento significherebbe come erroneamente applicare un criterio anacronistico nella lettura della realtà, come ad esempio è successo con Galilei, che la Chiesa non chiudeva gli occhi di fronte ai progressi della scienza. Adesso la Chiesa non può chiudere gli occhi davanti alle situazioni odierne e facendo ciò incorrerebbe in errori molto gravi e allontanerebbe soltanto ulteriormente i fedeli. Cosa ne pensa Gigli di quello che ha detto adesso la ragazza, anche in merito a quello che è stato il suo percorso proprio, e veniamo anche a temi importanti come per esempio quello dell'eutanasia. Lei chiamava, come ti chiami scusami? Consuelo. Parlavi Consuelo di intelletto, anche di ragione. Mi ha colpito una frase relativa proprio ai problemi, poi ai grandi temi dell'aborto e dell'eutanasia. La vita è sacra sempre, secondo Papa Francesco, non per fede ma per ragione e per scienza. Ce la spiega? Sì, prima però mi consenta di dire un'altra cosa.
da uomo di scienza, Sì. così da accatto proprio. Ma io credo che innanzitutto ci sia una risposta da dare a chi immagina dietro tutto questo una sorta di operazione di marketing, che è un pochino quello che è venuto fuori in questo discorso. Se bastasse a testimoniare l'importanza e il successo dal punto di vista della sua missione della Chiesa, il fatto che la gente ti vada appresso, beh, io vorrei ricordare ai ragazzi, forse non se lo ricordano, ma noi ce lo ricordiamo bene, quello che fu il successo di Papa Giovanni Paolo II. Certo. Fu un successo epocale, sconvolgente. Io ero lì al suo funerale e le assicuro che fu un'esperienza vedere chi c'era lì dentro. Era un successo planetario. Sì. Allora, non basta il successo, evidentemente, per arrivare a portare quello che è l'annuncio. L'altra cosa che vorrei dire, e questo lo dico in generale parlando, perché vorrei che ci abituassimo tutti ad avere uno spirito critico fino in fondo. Non si può nemmeno andare appresso semplicemente a luoghi comuni, di tutti i generi. Che la Chiesa sia sempre santa e peccatrice, lo dice pure la liturgia, vale da epoche immemorabili. Che ci siano stati dei peccati anche grossi, non solo a livello individuale, ma anche a livello di istituzione, è altrettanto vero. Che però si voglia far passare adesso per una sorta di banda pericolosa quello che non è. Io vivo da 20 anni in Friuli, ho conosciuto tanti sacerdoti, tutta questa feccia, onestamente, c'era chi era meglio, chi era peggio, chi era più intelligente, chi era più santo, chi meno, ma tutta questa feccia non l'ho conosciuta e ho girato abbastanza il mondo per dire altrettanto. Cosa voglio dire? Voglio dire che in questo mondo purtroppo fa più rumore un albero che cade, si diceva un proverbio, che una foresta che cresce. E allora, di fronte a quello che sta dando oggi la Chiesa in giro per il mondo, ieri sera ero a Roma ad un anniversario, c'era un vescovo siriano che ha detto che in questo momento ci sono 3 vescovi e 5 sacerdoti che sono stati prelevati e rapiti oltre a una comunità di suore in Siria. In questo momento il contributo di martirio autentico che sta dando la Chiesa dei nostri giorni è superiore a quello di ogni altra epoca storica, probabilmente, compreso l'impero romano. Però passa quasi sotto Quello che sta silenzio, facendo la secondo Chiesa oggi in termini di sostegno a situazioni di difficoltà è ancora più grosso e passa anche questo sotto silenzio. Allora, questo non è che fa scandalo, perché purtroppo ci dobbiamo abituare a vivere anche con gli attacchi e tutto il resto. È normale, è sempre stato nella storia, non fa impressione. Però dobbiamo sapere che c'è anche altro e analizzarlo, dicevo, criticamente. Venga la domanda sulla ragione. Sì, posso solo interromperla un attimo, perché visto che qua c'era qualche anche intervento su questo, così poi apriamo anche proprio il tema ragione, scienza, fede, che sarà davvero da affrontare. Io volevo dire che questo Papa anche fa discutere, fa anche polemica appunto su ciò, perché secondo me l'Italia, avendo anche il Vaticano, ma comunque è un paese molto legato alle origini, molto al modo di vivere che c'è sempre stato, e ha anche molta paura nel cambiamento. Lo spaventano le novità. Viene spaventato dalle novità. Papa Francesco sicuramente è una novità, e anche appunto prima stavamo parlando se lui sarà pro gli aborti, i divorzi o altro, se mai accetterà una cosa del genere. Secondo me anche li potrà accettare, nonostante la Chiesa non permetta una cosa del genere. È già stato categorico, insomma, sì, la condanna. però comunque io penso che sia un Papa che vada avanti col tempo, nel senso passo passo, vive la realtà, vive la società e ascolta molto la gente, il popolo, cioè lui è uno di noi, uno di piazza, quindi sa bene che magari adesso i divorzi purtroppo ci sono, perché c'è un'ascesa sempre di valori o comunque problematiche diverse. Ti aspetti qualche cambiamento, verrà insomma. accettato sicuramente, secondo me, magari non da tutta la Chiesa completamente, ma comunque un messaggio piccolo positivo su questo, comunque un piccolo sì o pro ci sarà. Sentiamo poi. Io ho un'esperienza di fede un po' particolare, nel senso che mi ricordo di Papa Giovanni Paolo II, anche se ero piccolina, e io in prima elementare mi ricordo che da grande, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo la suora.
abitando vicino le suore, anzi mi arrabbiavo se non mi venivano a chiamare per andare a fare il rosario la mattina a messa. E poi crescendo ho cambiato totalmente idea. Ma perché questo? Non vorrei offendere i signori che credono, o comunque, perché ho visto delle cose che non mi sono piaciute e ho detto: ma come ha detto la ragazza prima, se la Chiesa è simbolo di purezza, quando ho visto tutti gli affreschi, tutto l'oro, sono rimasta male, perché ho detto: ma come, io ho sempre creduto che la Chiesa è semplicità, purezza, anche magari a volte ingenuità. E quindi sono rimasta colpita, ho detto: beh, aspettiamo un attimino, vediamo, perché non vorrei errare, però quanto ne so io ci sono 7 sacramenti per consolidare la religione, di cui il primo è il battesimo, poi c'è la prima comunione, la cresima. Io sono arrivata a fare la prima comunione e dopo da lì ho detto basta, perché appunto secondo me semplicità Non e ti purezza. sei riconosciuta? No, anche se devo dire che questo Papa comunque, cioè sono contenta che ci sia, perché ci voleva un cambiamento, Anche un se ritorno. gli affreschi restano comunque. Esatto, però, anche se gli sarà affreschi difficile. restano comunque. Mancherebbe che li distruggessero. Però anche del Papa che c'era prima, voglio dire, nel senso è inutile che vai in Africa a trovare persone comunque povere e gli porti 3 rose d'oro, cioè portagli magari dei vestiti, delle pagnotte di pane, l'acqua, cioè detto proprio in parole povere, nel senso, cioè ci sono tanti controsensi che andrebbero un attimino rivisti. Vedo che pesano molto questi, un po' vorrei Ma ci questo, siete mai questa cosa stati in del Africa senso a vedere critico, quello che fa la Chiesa del in senso Africa? era Sì, questo Io che ci sono volevo tirare stato, fuori. te l'assicuro. Ed è inimmaginabile, non lo fanno nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, te l'assicuro. La tua opinione è assolutamente rispettabile, peraltro sei una ragazza che sveglia, che si sta aprendo la vita, sta capendo le cose, quindi benissimo, sei ricerca, ci sta. Però ecco, fai un salto ulteriore, non fermarti ai luoghi comuni dove è abbastanza facile, queste 3 rose d'oro. Ecco, conosco e conoscerai tu probabilmente anche un mucchio di missionari presenti negli angoli della terra dove hanno scelto di non avere la famiglia che ho io, la moglie che ho io, i figli che ho io, la vita che faccio io, ecco, e hanno scelto un dono, e questi sono Chiesa. Come Chiesa sei tu con i tuoi dubbi, come Chiesa sono io. Okay? Sì, Anche sì. una O le cosa, suore che ecco, magari ti affascinavano da capito? piccolo. Peraltro una cosa, ecco, mentre tu mi dicevi questa cosa mi venivano in mente 1000 allievi che ho conosciuto a scuola, moltissimi si sono allontanati perché l'esempio visto, l'episodio è verissimo, però occhio bene, potresti fare questa scelta, questa cosa, la Chiesa è sporca, mi allontano. È una scelta, ma c'è anche una seconda scelta. Don Bosco l'ha fatta 200 anni fa. La Chiesa è sporca, ci entro, non mi allontano e la pulisco. È possibile, capito? Sì. Qui capisci, Francesco aveva 1000 motivi per poter andarsene dalla Chiesa. E invece, perché vai nel 1200, 1300, aveva 1000 motivi. E invece che cosa ha fatto? C'è stato dentro e l'ha rinnovato. E l'ha fatta a modo suo. Sì, questo è, no? Beh, senz'altro, però comunque. Quindi l'invito non è sono... sporcarsi le mani, questo è l'invito, è sporcarsi Sì, le sì, mani no, per pulire. No, magari mi sono Ok. espressa male, nel No, ho senso, capito. perché comunque io, oltre che lavorare e studiare, faccio anche molto volontariato ai disabili. Si vede che però sei una ragazza sveglia. preferisco farlo da questo punto di vista qua che non con la Chiesa, per le esperienze che ho avuto io, semplicemente perché ho avuto dei cugini che studiavano all'estero, eccetera. Poi quando sono tornati qua hanno frequentato, e andandoli a trovare mi sono accorta, ad esempio anche a Bologna, di alcune realtà che insomma non mi sono piaciute, ma non è questione o delle 3 Esperienze rose. tue particolari, Sì, insomma, esatto, che non non è ti hanno... solo delle 3 rose personalmente, o non lo so, che i papi adesso passano tutti i preti per pedofili e cose così. Per l'amor di Dio, non tutti sono così, però ci sono stati vari casi che mi hanno fatto Però cambiare. insomma resta il fatto che quello che dicevi prima è un po', io sento tanti giovani, non so se ha questa stessa opinione, cioè perché c'è questa visione così manichea quasi della Chiesa, o pessima o buona, deve essere o perfetta oppure sbaglia totalmente, cioè alla base, parlo proprio nelle parrocchie, si deve fare qualcosa di più, c'è qualcosa che si può fare lì, a questi giovani cosa si può dire per rispondere a questa sensazione che mi pare un po' diffusa? Ma io dicevo di riscoprire appunto la loro comunità,
dove ci sarà quello che si comporta bene e quello che si comporta male. Nel contempo però vedo che il grande assente di tutti i nostri discorsi prendiamo la Chiesa come idolo stasera qui. Il Dio di stasera è la Chiesa. Ci siamo? Ma Cristo, il grande assente. Vi piace o no? Gesù Cristo. Oh, avete letto il Vangelo? Vi piace? Bravo. Questa è la domanda, secondo me. Risposta? Ma la risposta è che non è Chiesa il Dio. Cioè, noi crediamo in Dio, crediamo in Gesù, ma non dobbiamo prendere la Chiesa come una cosa così alta, diciamo. Cioè, secondo me deve essere tutta una cosa un po' più umile. È segno della realtà, dicevamo prima, no? È la tabella che ti avvia. È necessaria nel senso che se non te lo indica e se non ti dà il Vangelo in mano non puoi conoscere e non puoi arrivarci, no? Mettete la Chiesa, siamo a rivolto nel campo delle frecce tricolori, ci siamo? La Chiesa è la pista. Sì. Noi siamo gli aerei. Se l'aereo si ferma sulla pista sempre a vedere se ha le buche o no, non decolla mai e non fa l'aereo soprattutto. Che aereo è quello che si ferma lì? Se invece adopera la pista, com'è, poverina, per decollare, ci siamo, fa l'aereo e incontra la realtà. Metafora chiarissima, pubblicità, tenete i colpi in canna perché ne vedo tanti, a tra poco. Eccoci qua, bentrovati. L'invito che facciamo un po' anche in pubblicità, non tanto per aperto a tutti, anzi ascoltiamo assolutamente, mi fa piacere che anzi vogliate intervenire, però vi inviterei anche ad uscire un po' da questa divisione che sto vedendo, insomma da questa idea che si sta ripercorrendo, Chiesa buona, Chiesa cattiva, gli errori non mi riconosco, eccetera, la Chiesa deve essere un esempio. Ci siamo, l'abbiamo dato per assodato, è una cosa che per voi è importante, però se ci fermiamo lì non approfondiremo mai il discorso, quindi abbiamo ancora una mezz'oretta, andiamo ancora più in profondità se possiamo. Io volevo dire due cose, la prima è come in risposta a quello che ha detto prima il Don, che non è la Chiesa che fa Dio, ma è Dio che fa la Chiesa. Ma adesso tutti si fermano a guardare le sue debolezze, i suoi momenti di sconforto, perché la Chiesa è formata da uomini e non si riesce più a andare avanti o succede qualcosa di grave. Tutti si fermano a guardare in quell'occasione, però nessuno si ferma mai a guardare quando la Chiesa fa qualcosa di bene o dà una mano agli altri, perché diciamo che è sempre la maggior parte delle volte che fa del bene che più nella maggior parte delle volte che fa del male. Anche se quello fa più rumore, insomma, quello che diceva prima anche il professor Gigli. Ok, c'era in parte a te prima forse la ragazza che si era prenotata? Sbaglio? No. Ok, ritirato l'intervento. Volevo dire che si dice che la Chiesa sia stata la prima a tradire Gesù Cristo e il Vangelo, appunto innanzitutto soprattutto nel tema della povertà. Senz'altro non bisogna demonizzare l'istituzione della Chiesa, perché grazie appunto al buon esempio dei missionari, degli ordini mendicanti, e secondo me è proprio da questi ordini, diciamo, inferiori che bisogna partire per un rinnovamento. Nel senso che se ad esempio la Chiesa non si ponesse come un'istituzione calata dall'alto, ma fosse più vicina ai poveri, alle persone insomma più disagiate, magari aumenterebbe di credibilità e non tradirebbe più lo stesso Vangelo, ma sarebbe senz'altro più coerente. Però è un po' quello che dicevamo prima, la Chiesa cos'è? Ci sono vari livelli di Chiesa, anche come in tutte le cose, cioè ci sono anche i livelli, i missionari, ci sono anche quelli che fanno queste cose che dicevi tu, quindi vai, prego. Dorizieri prima ha detto che bisogna seguire la Chiesa, non bisogna idolatrare la Chiesa, ma bisogna seguirla come pista per andare raggiungere e conoscere meglio il nostro Signore, almeno io ho capito così. E
Comunque, d'altronde la Chiesa, è normale che ci si sofferma più sulla Chiesa che non su Dio, perché ognuno ha la propria idea di Dio, di Signore, di sovrannaturale. La Chiesa invece è qualcosa che puoi toccare, puoi tangere, puoi palpare proprio, diciamo. Vai lì, tocchi una Chiesa, sai cos'è, e puoi dare un giudizio umano. Su Dio non puoi dare un giudizio, devi andare oltre l'uomo, diciamo. Poi bisogna seguire questa pista, per quanto sporca sia. Perché bisogna seguire quella pista? Perché bisogna pulire per forza quella pista e seguirla? Ci sono tante altre piste per riscoprire la propria spiritualità. Sì, volevo intervenire con una precisazione che ha un po' del letterario, in fondo basta andare sulle parole, no? Se noi pensiamo a che cosa significa religione, deriva da religo, che significa rilegare, vuol dire costringere a qualche cosa. E invece proviamo a pensare alla parola fede, che significa avere fiducia. Quindi proviamo a pensare che è un atto di fede, dare fiducia a qualcuno. Allora, se noi diciamo che il vertice di questa Chiesa è una persona a cui possiamo dare fiducia perché si presenta in un certo modo, è già un messaggio molto importante. E piuttosto la religione obbliga, nel senso che tutte le religioni in qualche modo obbligano un'esperienza di fede che però invece è un'esperienza libera. E poi un'altra cosa volevo aggiungere. Questo discorso che è emerso tra voi giovani ha un collegamento con un discorso un po' della politica, non è che la voglio buttare in politica, ma è lo stesso motivo per cui noi diciamo: perché se noi stiamo male, viviamo male, abbiamo pochi soldi, non c'è lavoro, dobbiamo vedere i politici che invece guadagnano tanto, sono corrotti, comandano e fanno quello che vogliono? Allora questo discorso può essere passato anche nella Chiesa, no? Perché i poveri preti che lavorano, i parroci, i frati che lavorano dal basso, faticando, no? Devono sacrificare la propria vita, sacrificare la propria esperienza con grande passione ovviamente, ma perché poi ai vertici invece non si vede la stessa cosa? Ci sono questi intrighi di potere, ci sono questi interessi economici, ci sono queste ricchezze che stridono con invece le esigenze di fondo. Questo quindi è un po' l'esperienza del nostro malessere, che per cui avremmo bisogno di esempi un po' più chiari, e forse questo Francesco può aiutarci, che il suo esempio, che è quello dell'alto, è quello che ci tende ad avvicinare più verso noi che siamo quelli del basso. Volevi intervenire? Prego. Allora, io credo che ci stiamo fermando sempre, sempre sulla stessa cosa. Io vorrei dire solamente, ma necessitiamo realmente di una Chiesa? O di più? Di un ipotetico Dio? Tutte le cose che va dicendo sono una taccia che sono dentro di noi. C'è gente che non crede, eppure queste cose buone le fa. E come diceva il Signore, la Chiesa certo porta avanti questo pensiero che è buono, ma comunque è piena di remore. E io trovo che non ci faccia assaporare realmente la fragranza e l'aroma dell'esperienza della vita. Un po' come trovarsi, io come indole sono uno che apprezza il pensare, il ponderare molto, però ultimamente mi sono ritrovato in un'idea, pensando, che forse certe volte il non pensare molto, il non farsi molte domande, ovvia il problema di trovarsi, di incappare in un'idea sbagliata e seguirla. Ti ho perso un attimo, perdonami, forse non sono stata attenta io, però siccome mi stava interessando il tuo discorso, mi puoi ripetere quest'ultimo passaggio, perché non abbiamo colto la conclusione e quanto fosse collegata al tema. Vorrei soltanto dire, siamo qui che ci facciamo tanti problemi al riguardo della Chiesa, questo e quanto, e stiamo a pensare, a seguire idee diverse. Aspettiamo di pensare. Tu dici, sentiamo quello che abbiamo dentro di noi invece di pensare tanto? La Chiesa ci serve realmente? Beh, ognuno risponde a modo suo, credo, no? O no? O pensi che ci possa essere una risposta socialmente condivisa? Beh, io credo che non lo so, ti chiedo la tua idea, non è una domanda non potremo mai retorica. convenire nella stessa idea, è impossibile. Ok.
Forse sì, anche facciamo bene. arrivare il microfono. Forse anche bene. Che Moro? Rivendico un piccolo spazio Certo, dopo sì, 3/4 d'ora. Chiedo scusa. Comunque non si muore perché penso che le opinioni possono essere, però insomma, perché... Allora, io sono della generazione che ha creduto che quella pista che parlava Rizzieri si potesse sgomberare e si potessero far partire anche gli aeroplanini di carta che si fanno a scuola, che fosse una bella pista, la generazione che ha creduto nel concilio. Allora, a me sembra che girare, voltarla, tirar fuori i missionari, eccetera, no, sono stati posti dei gravi ostacoli alla maturazione della fede per le persone che hanno in massa abbandonato la Chiesa, che aveva Chiesa, Gesù Cristo, perché se no... Torniamo da capo sì, mi sulla questione della l'obiezione. Chiesa. Sì. Gesù Cristo, lo hanno abbandonato. Ecco, perché? Perché era impraticabile quella strada. Pensate, io per loro non dico niente, c'è stato il problema delle umane vite. E il richiamo alla misericordia è fondamentale adesso, però vediamo una cosa pratica di questi mesi. Papa Francesco scrive una lettera agli uomini e alle donne di tutto il mondo che si esprimano su quei problemi lì che sono la famiglia, il divorzio, sì, la contraccezione, queste cose qua. Chi ha risposto? Guardiamo la nostra comunità friulana. Che spazio si è dato a quella cosa lì? Noi ci siamo trovati nella mia parrocchia una settimana fa, fuori tempo praticamente, perché abbiamo una certa sensibilità, e abbiamo tentato una risposta. Quante delle 500, 1000 parrocchie o degli 800.000 cattolici anagrafici friulani, va bene, parlanti il friulano, hanno dato una risposta a questa cosa qua? Io non so. Cioè c'è un Papa che fa una proposta anche intelligente, sì, che vuole sentire la gente, che vuole tastare il polso di dove è la gente, e i vescovi lo boicottano e i fedeli se ne strafregano perché non sono probabilmente fedeli, ma non è causa loro, non ci credono più che queste cose qua funzionino. Vedevo che voleva intervenire Don Rizzieri, aveva... Sì, perché mi ha suggerito lui in pratica quello della via interiore. Sì. No? Io penso, il Vangelo di postdomani è: voi siete il sale, voi siete la luce. Attenzione, non dice dovete essere, dovreste essere, siete. Attraverso la via interiore dobbiamo scoprire la ricchezza, la grandezza, la divinità che abita dentro di noi. Siamo luce e sale, ed è vero. Io credo che, c'è anche chi ha detto ma cosa serve la Chiesa? Ecco, nel confronto con gli altri noi riconosciamo noi stessi, quindi è evidente che anche nella fede vissuta assieme agli altri approfondiamo la nostra, perché ognuno ha il suo Dio. Meglio, noi abbiamo un'altra religione, che è quella di Cristo, che è il Dio che si è fatto vedere in carne e ossa. Per cui ognuno di noi lo rappresenta e ci fa da specchio, per andare dentro a scoprire che siamo realmente sale, siamo lievito, siamo luce, siamo Dio. Andiamo su un attimo in pubblicità, a tra poco. Quella cosa lì Dobbiamo fare una mezza parola, assolutamente, anche se mezza parola è poca. Sì, stavamo parlando con il professor Gigli perché era rimasto in sospesa anche il discorso ragione, fede, scienza. Sentiamo però Kim? Kim? No. Sevin? Chi ha detto Kim prima? Vai Kim, non lo so, vabbè. No, una cosa molto semplice, no? Per quanto riguarda la Chiesa, che secondo me la Chiesa siamo
cioè la creiamo noi, no? Noi siamo, ognuno di noi fa un mattone, insieme, tutti insieme facciamo sulla Chiesa. E niente, la figura del Papa, io la vedo molto familiare, nel senso che vedo il Papa anche come prete normale, no? Quindi adesso vedo Papa Francesco come una persona molto umile e che sa prendere per bene le persone, toccare no? le cose esatto, giuste. sì, ma non perché è un Papa ed è alto, ma perché appunto lo fa con una certa umiltà che ti arriva dritto al cuore. E quello che volevo dire, un'altra cosa, perché è importante la figura di lui, perché appunto, come diceva il Don, è lui che ci porta a conoscere effettivamente il nostro Signore, no? Il nostro Dio, perché ovviamente io parlo da cristiana, credente, quindi sì, io credo, no? E insomma, niente, solo tramite i preti, effettivamente tramite un confronto, no? Con persone che conoscono in base alla materia e quant'altro, posso definire quanto è grande la mia fede, quanto posso effettivamente credere a questo Dio. Sì. E poi un'ultima cosa, non dobbiamo focalizzarci sui preti pedofili, su quant'altro, perché effettivamente nel mondo intero troviamo un sacco di gente che non fa le cose corrette, cioè non solo in ambito Chiesa, ma anche in tutti gli ambiti possibili e immaginabili. Quindi focalizziamoci più che altro sulle figure positive e dal positivo cerchiamo di andare proprio, non so, di cercare appunto quella luce, quello che ci può servire, quella luce, e poi lo quella usiamo cosa come va bene a noi, esatto, anche, però approfittiamone. Esattamente, ecco. Non guardiamo la cosa negativa che molto spesso, soprattutto in questo periodo, facciamo, ma cerchiamo di guardare il se lato qualcosa A. possiamo usare di quello che ci viene dato. Qua sotto, Sofia. Sì, io ricollegandomi, cioè prendendo spunto anche da quello che ha detto adesso Sepin, è appunto in questi stessi periodi in cui viene messa in discussione, possiamo dire, la gerarchia, diciamo, ecclesiastica, che comunque si vede quella che è il credo dei veri credenti e può essere rinnovato il credo di coloro che magari non sono credenti. Secondo me bisogna anche cercare di andare al di là di quella che può essere la superficiale critica, soprattutto se appunto si ritiene che, cioè in maniera personale si ritiene che la Chiesa sia così non indispensabile. È chiaro che se io non sono in linea teorica, ipotetica, non sono credente, perché devo contestare un'istituzione che in ogni caso non riconosco? Lasciamo ai credenti eventualmente farlo. Cioè, invece ricollegandomi a uno dei temi che era stato, diciamo, citato prima, il credo, non credo in Dio, oppure faccio opere di bene ma non sono credente cristiano. È chiaro che se io faccio del bene posso anche non riconoscermi come cristiano, però in fondo ho qualcosa che fa muovere le mie corde e riconosco una sorta di volontà di procedere in una ricerca. Quindi secondo me bisogna appunto superare questa superficialità e cercare, come appunto ci ispira Francesco, di riscoprire quelli che sono stati, almeno per i cristiani, gli ideali di sempre, sotto una nuova luce, diciamo. Aurora? Io volevo aggiungere un attimo alla parola detta prima. Volevo dire che sì, è vero che ci sono queste persone che scelgono di fare i preti e di fare le suore, ma ripeto, sono scelte di vita, nel senso loro scelgono e sanno a cosa vanno incontro in anticipo. Cioè sanno che non possono fare determinate cose, che andranno ad affrontare determinate cose. A quello che diceva forse prima Babbo, sì, dicendo non hanno una famiglia come noi ogni giorno scegliamo di essere chi siamo abitualmente. E inoltre volevo anche dire che
secondo me a noi mancano tanto gli esempi positivi, perché a noi piace guardare solo le cose negative. Io per prima apro il giornale quando vedo che in prima pagina c'è scritto un titolo negativo, è successa una tragedia, mi concentro di più su quello. Però se cominciamo a parlarne, a fare uscire soprattutto gli esempi positivi della Chiesa, ma anche di tanti altri ambiti, sicuramente anche noi ragazzi giovani ci concentriamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per raggiungere un obiettivo come loro, positivo, perché abbiamo dei buoni esempi, quindi cerchiamo di andare dietro di loro, perché la pubblicità è buona e noi dobbiamo cercare di fare in modo di essere migliori di loro e non di seguire la massa negativa. E un'ultima cosa volevo dire, che tipo anch'io non sono molto credente, cioè credo nel Dio ma diffido della Chiesa, come ho detto prima, però comunque ho sempre fatto volontariato o altro, ma l'ho fatto per un mio ideale, per un mio benessere e per creare benessere alla gente che mi sorrideva, per avere solo una risposta, cioè mi bastava un loro sorriso, comunque un riscontro, cioè che sapevo io di fare Nessuno del ha bene. associato però qua che chi fa del bene, cioè che solo la Chiesa faccia del bene, si diceva solo che anche la Chiesa fa del bene, quindi non... Sì, no, ma dicevo che anche, non voleva anche non passare essendo, solo la Chiesa. no, dicevo che anche chi non è credente veramente, comunque si combacia con la Chiesa, cioè si uniscono in determinati Sì, ma troppo punti. spesso si mette insieme essere credente, essere buoni, essere credente è qualcosa di più, credere in qualcosa, No, io quindi penso sono cose che magari non c'entrano. Poi al meglio. secondo me non c'è neanche bisogno di credere essenzialmente in un Dio, cioè nel senso, spesse volte a me chiedono ma in cosa credi? Sinceramente io credo nei miei ideali, nei miei punti di forza o comunque la mia risposta essenziale ogni tanto è io credo in mia mamma, perché in realtà cioè, è quella la mia figura. Tu hai la tua risposta dentro di te. Cioè, è quella la mia immagine quando tipo mi devo confrontare con qualcosa di veramente grande o quando devo fare il punto della situazione della mia vita, dico beh, lei ha superato determinate cose, a me piacerebbe essere forte come lei magari, o prendere come punto di immagine. Questo può essere la visione anche di Dio o comunque di una superiorità altrettanto da seguire. Io invito formalmente il professor Gigli a tornare con noi, non tanto perché questa sera, cioè non era una compensazione, ma soprattutto perché questo tema mi interessava tanto. Può rispondermi a quello che dicevo prima, che sia un tema enorme, cioè questa frase sulla vita che è sacra, legata più alla scienza, basata più sulla scienza che sulla fede. Poi, se siete d'accordo ragazzi, io farei una puntata su questo, quindi scienza e fede, ragione e fede. Ma credo che la vera religione universale non sia in effetti il cristianesimo. La vera religione universale è la vita, è quella che ci consente di stare insieme, è quella che ci consente di rispettarci l'un l'altro. Se questo viene a mancare non è un problema di cristianesimo, se questo viene a mancare è la fine della possibilità di una società più umana. In questo senso io credo che noi dobbiamo abituarci a vedere alcune cose, a prescindere, lo dico da cristiano, a prescindere dal cristianesimo, per il loro valore intrinseco. E aggiungo un'ultima cosa, se mi consente una battuta, riguardo al discorso della ragione. Ecco, dobbiamo abituarci a vedere le cose per la loro anche ragionevolezza. Io credo che il cristianesimo, da questo punto di vista qui, sia un'esperienza vera di ragionevolezza, perché se non impegnasse anche la ragione, vorrebbe dire che non è umano. Io mi rifiuterei di essere cristiano se non fosse anche ragionevole. Direi che in questo intervento già, se avete preso nota mentalmente, abbiamo già qualcosa a cui pensare per eventualmente prossime discussioni, e quindi ci metteremo d'accordo perché mi piacerebbe continuare questo discorso. Intanto grazie ragazzi, poi ci lasciamo con questa che magari chissà diventerà una consuetudine. Grazie a chi è intervenuto, ovvero magari poco questa sera, ma no, va bene. I ragazzi io voglio sentirli, quindi a Nino Moro e a Francesco Cioli, grazie a Gianluigi Gigli, grazie a Don Rizzi Dettina per essere venuto a trovarci, grazie a Antonio Babbo, a Luca Martini che ha fatto questa sera il debutto. Ma ragazze, siete pronte? Microfono, facciamo attivare i microfoni, perché ci è piaciuto talmente tanto che ci lasciamo con la vostra voce anche questa sera. Buonasera a tutti, prima di tutto presento un po' la canzone. Mi sembra giusto.
Boh, la canzone si intitola You Don't Have to Worry, che significa non bisogna preoccuparsi, no? E non dobbiamo neanche avere paura, perché la felicità viene sempre di giorno, quindi le nostre sofferenze non rimaneranno per sempre così. Bella. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubled days don't last always. For there's a friend named Jesus who wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can make it. Oh, with Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Ci vediamo la prossima settimana, io non vi dico niente, ma la prossima settimana è il 14 febbraio, Aurora sta spingendo per il tema dell'amore, ma la mettiamo ai voti, va là. Grazie a tutti, buonanotte. No!